Lo aveva affermato a caldo di fronte al debordante risultato del no, lo conferma nuovamente ora che l'esito del referendum è stato ampiamente sviscerato, senza paura di risultare, nel Partito Democratico, una mosca bianca. Per Simonetta Rubinato la possibilità per il Veneto di discutere la sua autonomia col governo non è stata affossata dalla sconfitta del sì, sta semmai nel referendum regionale sull'autonomia, poco importa che a proporlo sia un'altra forza politica. Qualcuno pensa sia il referendum di Zaia. In realtà, come ha detto lo stesso Zaia, è il referendum dei Veneti consegnato ai Veneti dalla Corte Costituzionale più di un anno fa. È il referendum che dà voce ai bisogni, alle aspettative e anche a una giustizia che il Veneto da tempo si aspetta, con la voce dei Veneti forte e chiara. Sarà molto importante quanti parteciperanno al voto. Nessun governo potrà sottrarsi all'esigenza di un negoziato serio in cui si parla di competenze, di materie e anche di risorse, per dare alla società veneta, alle imprese venete, alle famiglie venete, l'autonomia responsabile che il Veneto si merita. Niente sarcasmi sul nodo del bilinguismo, ammonisce Rubinato, rivolgendosi sia al suo partito che alla Lega Nord. È un tema, afferma, che non va svilito o fatto proprio da un solo schieramento. Mi pare che anziché andare a vedere nel merito le opportunità anche culturali e di plurilinguismo che la lingua veneta può dare, dà già ai nostri ragazzi, ma anche ai ragazzi figli di immigrati che si integrano anche parlando il veneto, ecco, anziché andare a vedere le opportunità è diventata una battaglietta, una schermaglia politica che svilisce il tema. Io i veneti li unirei su quella che è la loro cultura, anziché dividerli su questioni come queste. È controproducente e alla fine non aiuta neppure la battaglia dell'autonomia, che non è una battaglia di una parte, deve essere la battaglia di tutti i veneti.